Sono le 8 in punto, è mercoledì 4 marzo. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora, cominciamo subito con le notizie dell'ultima ora perché la mattina è iniziata con una forte scossa di terremoto con epicentro. Stiamo vedendo per l'appunto le immagini che ci girano dalla regia a Ragalna, ma per avere maggiori particolari intanto andiamo in postazione con Marco Carli in attesa del servizio e in attesa anche di un collegamento con la sede dell'INGV di Catania. Marco. Intanto andiamo a vedere, Angelo, subito la prima pagina, l'home page del nostro sito siciliaweb.it. Vi faccio vedere il titolo con le notizie relative e chiaramente questo è il titolo principale. Sveglia con il terremoto a Catania e provincia, intensa scossa di magnitudo 4.5 alle 7.05, avvertita da tutti, da molti, chiaramente perché la magnitudo elevata, 4.5 alle 7.05, epicentro a nord di Ragalna. Entriamo proprio all'interno dell'articolo e del servizio realizzato dal nostro sito. Sveglia con il terremoto questa mattina, un sisma durato diversi secondi, è stato registrato alle 7.05. Secondo quanto rilevato dall'INGV, la magnitudo è appunto di 4.5 con profondità di 4 km nella zona nord-ovest di Ragalna. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in città, come abbiamo detto precedentemente, nella provincia etnea, anche nel messinese e nel siracusano. Al momento non si registrano feriti né danni, ma ci sono delle disposizioni da parte dei sindaci che ritroviamo anche appunto sul nostro sito, perché tanti primi cittadini hanno deciso di chiudere le scuole. Ritorniamo proprio sul sito siciliaweb.it per leggere proprio questa parte. Scuole chiuse a Catania per effettuare i controlli sugli edifici. La scossa ha avuto, ha detto il sindaco Trantino via social, ci invita a essere estremamente cauti. Questa è l'idea che abbiamo chiaramente, soprattutto in questi casi, la cautela. L'abbiamo visto anche con il ciclone. In questo caso con il terremoto ci invita a essere estremamente cauti e predisporre i dovuti controlli. Stiamo sospendendo le attività didattiche e invito i ragazzi a non andare a scuola. Questo dice Trantino. Analogo provvedimento è stato preso in altri comuni della provincia come Adrano, Belpasso e Tremestieri Etneo. Ovviamente sono tutte notizie in evoluzione che chiaramente daremo anche nel corso della giornata a Buongiorno Sicilia con i collegamenti in diretta, ma anche con i nostri telegiornali. Certo. Con i nostri telegiornali. Intanto vi porto, in attesa anche del servizio, proprio sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dove troviamo l'idea, appunto, la mappa con l'epicentro e tutte le notizie. Terremoto di magnitudo 4.5 avvenuto nella zona 3 km a nord-ovest, NV come leggete, di Ragalna. Tutto questo alle 7.05 della mattinata di oggi, ora italiana, con coordinate geografiche che chiaramente vediamo all'interno del sito dell'INGV, e ci sono anche le distanze rispetto all'epicentro. Comuni entro i 20 km dall'epicentro ce ne sono tanti, chiaramente il più vicino è Ragalna come detto, ma Biancavilla e Santa Maria di Licodia 5 km, Adrano, Belpasso e Paternò 8, e poi chiaramente tutti gli altri comuni della provincia etnea. Andiamo nuovamente sull'immagine che abbiamo visto in precedenza anche attraverso la nostra regia e che ritroviamo anche sul sito dell'INGV, con l'epicentro chiaramente individuato e con i paesi vicini. Vedete proprio la mappa della zona interessata, con Ragalna che trovate proprio molto vicino all'epicentro, spostata lievemente sulla destra, e poi invece dalla parte più occidentale
occidentale, i comuni di Biancavilla, di Santa Maria di Licodia, che sono chiaramente anche loro molto vicini all'epicentro. Queste le notizie in questo momento che abbiamo, poi andremo ovviamente con gli aggiornamenti. Benissimo, grazie Marco. Adesso voltiamo pagina, però resteremo certamente sulla vicenda, su questa scossa di terremoto che si è verificata alle 7:05 questa mattina a Catania, nella provincia di Catania, con epicentro a Ragalna. Ci occupiamo di quello che è il conflitto che si sta svolgendo in Medio Oriente. La base di Sigonella e la stazione MUOS di Niscemi sarebbero già coinvolti in questa guerra. A dirlo sono i parlamentari nazionali ed europei del Movimento 5 Stelle che chiedono dei chiarimenti al Ministro della Difesa. Ma sentiamo il servizio. Non trapela nulla, pochi giorni fa solo un avviso destinato ai Marines americani e alle loro famiglie di prestare attenzione. Ma secondo alcune indiscrezioni rese note oggi dai parlamentari 5 Stelle di Camera e Senato, la base di Sigonella e la stazione MUOS di Niscemi sono già coinvolti nella guerra contro l'Iran. Nell'aeroporto militare, nella Sicilia orientale in uso agli US Navy, si registra un intenso traffico di aerei cargo militari americani e uno è in arrivo anche dalla base americana a Creta, hub logistico per le operazioni in Medio Oriente. Non solo Sigonella, perché la Sicilia è tra gli obiettivi sensibili, ha anche il centro di comunicazione satellitare MUOS, uno dei 4 nodi terrestri globali che garantisce il collegamento tra tutti gli aerei, droni, navi e sottomarini americani. Sigonella è a 2 passi. Se non lo sai il ministro della difesa che è andato lì a farsi la vacanza mentre stavano bombardando, che lo deve sapere. È un po' di timore, un po' di disagio, più che altro perché appunto non si sa esattamente che conseguenze e che cosa ci possiamo aspettare esattamente. Adesso i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni esteri e difesa di Senato e Camera e l'eurodeputato pentastellato Giuseppe Antoci chiedono che il ministro della difesa Guido Crosetto chiarisca queste circostanze e spieghi agli italiani qual è il reale grado di coinvolgimento delle basi delle strutture militari sul territorio italiano e in particolar modo sul territorio siciliano. Noi vogliamo sapere dal ministro Crosetto qual è il livello di coinvolgimento della base di Sigonella e del MUOS e soprattutto chiediamo di sapere se arriverà una richiesta da parte degli Stati Uniti, quale sarà la risposta del governo italiano. In tutto il paese sono già stati rafforzati immediatamente i dispositivi di vigilanza su molti degli oltre 28.000 obiettivi sensibili nelle città italiane, tra queste ambasciate, consolati, luoghi di culto riconducibili in particolare ai paesi coinvolti. E allora andiamo di nuovo in postazione per la rassegna stampa. Marco. Anche perché è un tema questo, Angelo, del coinvolgimento in generale del coinvolgimento dell'Europa, perché chiaramente ci sono versioni contrapposte, poi lo vedremo anche nella rassegna stampa internazionale, fra il coinvolgimento ad esempio della Francia, per dire, e quello dell'Italia. Comunque andiamo sul tema che abbiamo sentito anche nel servizio e vediamo questo articolo che troviamo sulla Sicilia di oggi. Così il MUOS di Niscemi guida i missili e i droni degli Stati Uniti che martellano Teheran. Le antenne dell'impianto della US Navy sono in grado di comunicare in tempo reale con le portaerei e i sottomarini nucleari dispiegati nel Golfo Persico e indicare bersagli e rotte alle forze armate. C'è anche una scheda tecnica proprio che fa capire qual è l'importanza in questo caso del MUOS tra potenza militare e rischi per il territorio. Ne abbiamo parlato tanto anche precedentemente a questa guerra, proprio per quanto riguarda i rischi del territorio. Mentre il mondo osserva, leggiamo proprio le prime righe, le colonne di fumo che si levano da Teheran, martellata dai missili degli Stati Uniti e di Israele, uno dei centri nevralgici di questa offensiva non si trova solo nelle sale operative del Pentagono, nei bunker di Tel Aviv, ma pulsa in modo silenzioso e invisibile nel cuore della Sicilia. La stazione di telecomunicazioni di Niscemi, il MUOS, attiva fin dal 91, è l'occhio e l'orecchio elettronico che rende possibile il coordinamento di questo conflitto. A proposito, vi portiamo anche sulle pagine interne del Corriere, perché si parla tanto proprio del supporto dell'Italia, del supporto in generale dell'Europa a questo attacco. Supporto più o meno, come abbiamo detto, dipende appunto dalle scelte delle varie nazioni. Andiamo proprio sul Corriere perché
L'Italia è pronta agli aiuti militari, si legge, con droni e sistemi antimissile. Ieri Meloni ha presieduto una riunione di governo sulla crisi, l'ipotesi del decreto, ci sarà un passaggio in Parlamento, convocato l'ambasciatore iraniano con le esigenze dei paesi del Golfo. Se gli Stati Uniti chiederanno di usare le basi in Italia, valuteremo. Queste sono le parole di Tajani. Sì, c'è anche un'agenzia ANSA che riguarda proprio il ministro Crosetto, che risponde in qualche modo all'interrogativo lanciato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle su MUOS e Sigonella ed altro. Sono pronto, dice, a rispondere, ma vorrei ricordare cosa ha già detto in Parlamento. L'utilizzo delle basi militari sul territorio nazionale, specie quelle statunitensi, avviene in aderenza ad accordi quali il NATO SOFA del 1951, il bilaterale Infrastructure Agreement del 1954, che è stato aggiornato poi nel 1973, e poi attualizzato con il memorandum d'intesa tra l'Italia e gli Stati Uniti nel 1995. In qualche modo, insomma, il ministro ha risposto alle richieste dei parlamentari, ma è disponibile, ha detto, a tornare di nuovo in Parlamento. Sempre sulla questione conflitto in Iran, in Medio Oriente, perché ormai diciamo che il conflitto è piuttosto allargato, questa guerra e le tensioni in qualche modo hanno fatto già schizzare il prezzo del petrolio e anche del gas. Il carburante, ad esempio, è già aumentato di 4 centesimi alla pompa. Si prevede una nuova stangata per le famiglie. Sentiamo quest'altro servizio. Credo sia sotto gli occhi di chiunque, ci si può guardare intorno, è tutto aumentato. Con una precisione chirurgica gli effetti di ogni guerra si fanno sentire nelle tasche e nei portafogli degli italiani. Ha impiegato poco tempo il mercato a perdere equilibrio, così l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la conseguente risposta ha portato ad una raffica di aumenti di petrolio e gas, più 4 centesimi al litro per benzina verde e gasolio, con la sensazione, anzi la certezza, che i rincari proseguiranno nei prossimi giorni. Le borse hanno reagito malissimo a questo blocco della chiusura dello stretto di Hormuz, tant'è vero che il petrolio ha avuto un balzo del 16% e il gas oltre il 40%. Questo ha comportato subito un aumento medio di circa 4 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio. Un consiglio che mi sento di dare agli automobilisti è quello di fare, ognuno ovviamente nei limiti delle proprie possibilità, il pieno alle autovetture proprio per ammortizzare il danno. Dallo stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale, l'effetto domino è servito. Incute una grossa preoccupazione. Già le tasche degli italiani, della stragrande maggioranza degli italiani, sono in sofferenza. Sarà un bel salasso perché adesso aumenteranno tutto aumenterà praticamente. Aumenta il gas, per fortuna l'inverno è quasi alle spalle. Sì, questo è vero, grazie a Dio non abbiamo bisogno di troppo gas, se non per cucinare. Insorgono le associazioni dei consumatori che a cascata prevedono aumenti anche di bollette, trasporti e prodotti finiti. Insomma, sugli italiani incombe il rischio dell'ennesima stangata. Torno da Marco Carli, vediamo come i giornali stamattina toccano questo tema e se lo toccano, attenzione. Ed è un tema che ricorre perché è importante, l'abbiamo visto anche nei giornali di ieri, no? Perché poi alla fine tanti quotidiani aprono con questa notizia, alla fine le guerre le paghiamo anche noi con il nostro portafoglio e con questi aumenti. Qui facciamo vedere una pagina interna del Corriere perché si parla di emergenza dell'energia, con il gas in rialzo di un altro 20%, con le borse che sono in crollo, e questo è un altro dato chiaramente che sembra non interessarci ma che poi riguarda l'economia mondiale, che dunque prima o poi ricade anche sui cittadini. Ma intanto ricade subito il prezzo della benzina e diesel pieno più caro, con i vertici di Eni e Snam che sono stati convocati a Palazzo Chigi, mentre Oslo, la Norvegia, apre il dibattito sull'import da Mosca. In sintesi è una situazione che chiaramente crea tanti disagi, soprattutto il blocco in quella parte dello stretto di Hormuz, con il greggio, con l'Iraq che ha bloccato le esportazioni, mentre un incendio ha colpito un terminale degli Emirati. Ecco perché l'approvvigionamento è sempre più difficile e i costi aumentano di conseguenza. Sì, adesso ci occupiamo dei fatti più, diciamo, vicini alla nostra regione. Andiamo a Palermo, in maniera un po' più diretta, chiaramente vicina alla nostra regione, perché
a Palermo le vampe già pronte ad incendiare Palermo in occasione di San Giuseppe. Operai sono stati aggrediti allo Zen durante la rimozione di queste cataste di legno. E poi c'è stato un rogo probabilmente doloso in un parcheggio di un imprenditore che aveva denunciato il racket. Ma vediamo questo servizio. Andatevene perché vi massacriamo di botte, è la minaccia che è stata fatta ai danni di una ditta esterna incaricata dalla RAP per le operazioni di rimozione di cataste di legno nel quartiere Zen 2 a Palermo. Il materiale, verosimilmente destinato alle cosiddette vampe di San Giuseppe, era stato individuato e avviato alla rimozione. Tuttavia, il 27 febbraio gli operatori della ditta incaricata della bonifica sono stati minacciati e aggrediti verbalmente. Questa mattina il presidente della RAP, Giuseppe Todaro, e l'assessore comunale all'ambiente, Pietro Alongi, si sono recati negli uffici della sezione investigativa della Digos della Questura di Palermo per denunciare l'episodio. Non solo Zen, nella notte un incendio probabilmente doloso ha danneggiato 4 tir e 2 autovetture che erano all'interno di un parcheggio. L'attività è di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un'officina e che lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di pizzo e un'aggressione. A microfoni spenti una donna ci dice: abbiamo sentito un forte boato che ci ha svegliati. Il fumo ha poi invaso tutta la zona. Andiamo di nuovo da Marco Carli e leggiamo i giornali su questo racket che rialza la testa. Eh sì, anche perché andiamo subito su Repubblica Palermo, perché andiamo a vedere quelli che sono i risvolti delle notizie che abbiamo sentito nel servizio di Marco Gullà, con il racket a Brancaccio, con questo imprenditore che denuncia, e di conseguenza c'è un rogo nel suo deposito, attentato a Giovan Battista Zappulla, che aveva fatto arrestare gli estorsori. A fuoco 4 furgoni nell'officina vicino a casa di padre Pino Puglisi. Si parla anche appunto dei boss tornati in libertà, Pietro Tagliavia, il capo del mandamento di Brancaccio, figlio del boss Francesco, e poi Nino Sacco, uno dei più stretti collaboratori del boss appunto Tagliavia, con queste denunce, questa lotta appunto al racket che continua e che torna anche nelle cronache che noi seguiamo giornalmente. Allora, adesso invece andiamo a Randazzo, siamo in provincia di Catania, è stato demolito il cosiddetto ecomostro. Continua dunque la guerra senza quartiere della commissione straordinaria che sta amministrando il comune contro quello che è il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Dopo 40 anni e 7 ordini di demolizione mai eseguiti, è arrivato il momento del suo abbattimento ad opera delle ruspe, come si vede da queste immagini, giunte sul posto dopo che la commissione straordinaria che amministra il comune di Randazzo nel Catanese ne ha deliberato lo smantellamento, il cosiddetto ecomostro. Immobile realizzato sul terreno di proprietà comunale dal clan Sangari notoriamente affiliato al clan Laudati di Catania. E questo ecomostro era stato costruito per essere destinato ad abitazioni dei Sangari in una posizione strategica. Il manufatto si trovava in contrada Murazzo Rotto, lungo la statale 285. Per la demolizione sono stati utilizzati i fondi assegnati dal Ministero dell'Interno agli enti sciolti per infiltrazione mafiosa. La demolizione è un momento che chiaramente rende patrimonio della città un territorio che è comunale e soprattutto stabilisce principi di legalità. Le operazioni di ripristino dei luoghi sono state precedute dall'invio di rinforzi deciso in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. C'è un segno tangibile della presenza dello Stato e dell'istruzione sul territorio. Il porto è la terza demolizione che la commissione straordinaria pone in essere in questo biennio e speriamo che sia una best practice delle amministrazioni che verranno, quella di continuare a prevenire, a scongiurare e a contrastare l'abusivismo edilizio. Allora, intanto torniamo da Marco, nel frattempo è già pronto il servizio per riepilogare quello che è successo questa mattina con questa forte scossa di terremoto alle 7.05 di magnitudo 4.5 nel Catanese, a Ragalma. Marco. Andiamo, Angelo, sulle pagine interne della Sicilia di Catania per vedere e per dare riscontro a quello che abbiamo sentito anche nel servizio a Randazzo, con le ruspe che abbattono l'ecomostro del clan Vittoria del
dello Stato, questo è il titolo, iniziata in contrada Murazzo Rotto, la demolizione dell'edificio riconducibile al boss Sangani, addio a 40 anni di abusivismo, e appunto la demolizione dell'edificio a 3 piani con le ruspe che sono intervenute, le vediamo anche nella foto, e questo ecomostro appunto che viene abbattuto con la presenza, anche in questo caso nelle foto visibile, sia della polizia che dei carabinieri. Angelo. Sì, grazie. E allora, come annunciato, adesso il servizio della nostra Simona Mazzone sulla scossa di terremoto di questa mattina alle 7.05 nel Catanese, abbiamo detto epicentro a Ragalna, 4.5 la magnitudo, ma sentiamo il servizio. È stata intensa ed è durata circa una ventina di secondi la scossa di terremoto che questa mattina ha svegliato parte della popolazione nel Catanese. Il sisma si è verificato alle 7.05. Una localizzazione automatica dell'INGV in fase di ulteriore verifica stima che il terremoto sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l'ipocentro del sisma sull'Etna in una zona a nord-ovest di Ragalna a una profondità di circa 3,8 km. L'evento, oltre che nel Catanese, è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano. Non si hanno notizie di danni a cose o persone. In via precauzionale scuole chiuse a Catania, Tremestieri, Belpasso, Adrano. Il dirigente regionale della Protezione Civile ha disposto l'attivazione immediata di un monitoraggio telematico attraverso il servizio di emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i comuni nei quali la scossa è stata avvertita. Ed è stato subito un tantan di telefonate, messaggi e ricerca di informazioni sui social. Diverse segnalazioni sono arrivate da Pedara e Paternò, Catania Centro, Fleri, frazione di Zafferana e Tnea, Aci Castello, Nicolosi. Avvertita la scossa anche a Mascalucia e Tremestieri. Segnalazioni anche dal Siracusano, in particolare dalla zona di Augusta. Tra le segnalazioni ai vigili del fuoco di Catania, una arrivata da Belpasso, dove una persona è rimasta chiusa in casa poiché a causa della scossa non si è aperta la porta dell'interno. E a Ragalna, dove un uomo ha segnalato una situazione di pericolo con danni sui muri di casa. E allora adesso torniamo ai quotidiani, torniamo da Marco Carli per chiudere questo primo segmento, diciamo, di informazione con la lettura dei quotidiani, ma ripartiamo dal nostro sito. Sì, completiamo la rassegna, lo faremo con le prime pagine dei quotidiani locali, regionali, ma voglio tornare prima sul nostro sito perché ritorniamo attraverso il servizio che avete sentito, anche le notizie che abbiamo dato in apertura, facendovi vedere il sito siciliaweb.it con il titolo sveglia con il terremoto a Catania e provincia, e la notizia che avete sentito e che vi abbiamo dato appunto in apertura della nostra trasmissione di Buongiorno Sicilia, con Trantino che chiude le scuole, l'intensa scossa di magnitudo 4.5 alle 7.05, appunto abbiamo sentito dal servizio. Aumenta il numero, diciamo, dei comuni che hanno preso il provvedimento di chiudere gli edifici scolastici, soprattutto per cautela, per precauzione, con gli comuni della provincia come Aci Castello, leggiamo sempre dal nostro sito, Adrano, Belpasso, Gravina, San Gregorio e Tremestieri e Tneo, dopo la decisione appunto del sindaco di Catania di sospendere le lezioni. Sì. Angelo. Sì, no, volevo dire che fra poco noi ci collegheremo con l'INGV, volevo aggiungere proprio questo, e cercheremo di avere ulteriori notizie proprio sull'entità di questo terremoto, su quella che potrebbe essere stata l'origine del terremoto. Ci dobbiamo fermare in questo momento, poi magari torniamo da te Marco fra non molto, ma intanto vorrei vedere semplicemente con le nostre telecamere la situazione traffico viabilità su Catania, e vi mostriamo il Tondo Gioieni, dove la situazione è diciamo abbastanza congestionata, le auto vanno decisamente a rilento, ma anche sulla via Vincenzo Giuffrida possiamo notare che
insomma, la situazione qui mi sembra un po' più tranquilla rispetto a quello che abbiamo visto sulla circonvallazione di Catania, e andiamo a vedere la parte bassa, non la andiamo a vedere, in questo momento non possiamo vedere altro, possiamo vedere l'Etna, forse sì, intanto vediamo l'Etna che è come sempre ricoperta di neve, c'è qualche nuvola oggi in cielo, quindi il cielo non è assolutamente azzurro, e rivediamo anche quella che è immagine del golfo di Taormina con l'Etna sullo sfondo, innevatissima ancora, dunque non solo nella parte sommitale ma anche diciamo alle pendici. Ci dobbiamo fermare, fra non molto torniamo di nuovo con la rassegna stampa, quella nazionale, con Marco Carli, e poi ci collegheremo anche ai primi ospiti e collegamento con l'INGV per avere aggiornamenti su questa scossa di terremoto delle 7:05 che ha svegliato un po' tutti a Catania e nella provincia di Catania con una magnitudo di 4.5. A fra pochissimo. Molto bene, allora rientrati in studio per Buongiorno Sicilia, torniamo da Marco Carli e cominciamo la rassegna stampa che dovrebbe essere quella nazionale e internazionale, sì. Però prima diamo una sbirciata anche alle prime pagine dei quotidiani regionali. Eh sì, Angelo, perché chiaramente siamo stati coinvolti dalla cronaca, dal raccontare quello che è successo nella mattinata di oggi con il terremoto di magnitudo 4.5 nella zona del Catanese, e dunque ci siamo lasciati alle spalle le prime pagine dei quotidiani locali su cui andiamo adesso con il titolo che troviamo della Sicilia che come spesso succede apre con notizie di tenore nazionale, con Teheran sotto le bombe di Trump, l'Iran colpisce il consolato degli Stati Uniti a Dubai, e poi la crisi energetica con l'energia, gas e cibo, Italia è al sicuro, dice la Sicilia, con i porti in pole per quanto riguarda la nostra regione. E poi il richiamo dell'articolo che vi abbiamo letto poco fa, quando si è parlato del coinvolgimento della nostra isola o del possibile coinvolgimento delle basi della nostra isola per questo conflitto. Il MUOS guida i missili degli Stati Uniti nel Golfo. Andiamo poi sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. Anche in questo caso l'apertura è dedicata a quello che sta succedendo in Medio Oriente, le città dell'Iran sotto le bombe, Europa senza una linea comune, volano petrolio e gas, mercati ancora nella bufera, bruciati 565 miliardi, pensate, con Milano che ha perso due giorni fa, anzi ieri, il 2%, l'altro ieri, e ieri il 4%. Intanto Macron invia la portaerei De Gaulle nella zona appunto del Golfo. Questa è la Gazzetta del Sud. Sul Giornale di Sicilia, anche in questo caso, l'Iran con il diluvio di bombe, ma il regime che non crolla. Troviamo appunto sul Giornale di Sicilia con la Repubblica Islamica che continua a contrattaccare e punta a rinnovare la leadership, i mercati terrorizzati dall'escalation. Nella tempesta volano i prezzi del gas e del petrolio. Racket intanto all'attacco, parcheggio a fuoco dopo le denunce, anche di questo abbiamo parlato poco fa. Chiudiamo le prime pagine dei quotidiani locali con la Repubblica Palermo, andando sul tema che abbiamo visto anche ieri della sanità. È nato uno scontro, secondo Repubblica, sulla poltrona più ambita, e poi il titolo di apertura sul racket che torna a fare paura. In fiamme a Brancaccio il deposito di un imprenditore, fece arrestare i suoi estorsori. Alta tensione nella periferia orientale di Palermo, pesano di sicuro le presenze dei boss scarcerati. Sì. La rassegna stampa nazionale, a questo punto c'è un'agenzia che arriva dalla Protezione Civile a proposito del terremoto e ci precisano che non si registrano danni in questo momento dai controlli che sono stati effettuati, quindi al momento la situazione è
relativamente tranquilla. E torneremo con i nostri collegamenti a breve per avere anche delle informazioni in tempo reale. Intanto andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, ovviamente come potete immaginare, come abbiamo visto anche dai quotidiani locali, le aperture sono tutte dedicate al Medio Oriente, sempre nel duplice volto quello che sta succedendo sul campo e poi quelle che sono le reazioni da una parte dell'Unione Europea e dall'altra parte ovviamente della nostra nazione, dell'Italia. A proposito di decisioni europee, il Corriere della Sera apre con questa notizia: in azione navi e jet europei, la guerra in Medio Oriente, con Macron che invia la portaerei nucleare De Gaulle, basi, Trump contro Sanchez e Starmer. Trump ieri ha attaccato sia la Spagna che il Regno Unito, colpevoli a suo avviso di non aver prestato attenzione e soprattutto coinvolgimento, diciamo, alle forze degli Stati Uniti. Tajani che dice: valuteremo, dopo il raid sull'assemblea l'Iran sceglie la guida e il figlio di Khamenei, colpite sedi diplomatiche degli Stati Uniti. Come sempre, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, vi portiamo anche sul campo. Lo facciamo attraverso sempre questa pagina all'interno del Corriere della Sera con la mappa dell'Iran che vedete è in mezzo fondamentalmente al Golfo che si trova a sud dell'Iran e al Mar Caspio che si trova a nord del teatro in questo momento della guerra. Ma in generale si dice appunto dal gas agli hotel, strategia del caos, dietro agli attacchi iraniani in apparenza casuali c'è un piano preciso che era stato messo appunto da Khamenei, ma nel mirare al Golfo la Repubblica Islamica può finire chiusa in un anello di fuoco, è quello che appunto sta succedendo in questo momento. Ritorniamo alle prime pagine perché vi facciamo vedere alcune random che appunto vi fanno vedere quella che è l'escalation di questa guerra in Medio Oriente, partendo dalla Repubblica che in poche parole va ad inquadrare il tema, e l'abbiamo visto anche da quella pagina interna del Corriere della Sera. Il Golfo si infiamma, colpite le ambasciate degli Stati Uniti a Riyadh e Dubai, Emirati pronti ad un'azione militare, gli israeliani avanzano nel sud del Libano, pioggia di bombe sugli ayatollah mentre il figlio di Khamenei, Mojtaba, viene eletto nuova guida suprema. Macron, una portaerei nel Mediterraneo, anche il Regno Unito invia navi e jet, Trump attacca Sanchez per il suo rifiuto. Queste sono alcune delle notizie che troviamo, compresa ad esempio sulla Verità le primarie degli ayatollah, perché questo è il tema che ritroviamo anche sui quotidiani, perché appunto proprio nel momento in cui stava per essere eletto a nuova guida il figlio di Khamenei sono arrivati gli attacchi. Israele annuncia di aver colpito l'assemblea riunita, lo leggiamo da Verità, per eleggere il successore di Khamenei, anche se l'Iran smentisce. Invade intanto il Libano, missili dei Pasdaran, ovviamente stiamo parlando di Israele, missili dei Pasdaran sull'ambasciata degli Stati Uniti a Riyadh, il Qatar abbatte il jet degli sciiti, rientrati intanto, e questa è una bella notizia, a Milano i 200 studenti bloccati a Dubai. In sintesi abbiamo visto quello che è il tema appunto, cioè il fatto che questa guerra si allarga a macchia di leopardo, coinvolge tante nazioni ormai, l'Iran risponde all'attacco attaccando i paesi confinanti che non sono però appunto di sostegno rispetto all'Iran, ma proprio il contrario. Andiamo invece a vedere i riflessi sull'economia. Ne abbiamo già parlato durante la nostra trasmissione, andando a sentire anche la voce dei cittadini siciliani. Sul Sole 24 Ore
si fa il punto della situazione con lo shock su gas e petrolio, le borse dell'Unione Europea a picco, le bombe sull'Iran e Teheran contro l'Europa, prezzo del gas raddoppiato, e intanto appunto i media rilanciano che il figlio di Khamenei è eletto nuova guida suprema, anche se Trump parla di difese iraniane KO. Fondamentalmente, secondo Trump, almeno nell'incontro che ha avuto ieri con Merz, sarebbe l'epilogo fondamentalmente di quello che è la forza militare, iraniana. Come difendere il portafoglio? Questo è il titolo che leggiamo su Libero. Anche in questo caso ritorniamo all'aspetto economico. C'è l'esperto di una banca che dice: sbagliato vendere per paura, le crisi sono un'opportunità. Ecco come muoversi tra BTP e azioni. Intanto il prezzo dell'oro crolla, e questo viene definito dall'esperto un buon segno, per cui anche per chi ha investimenti in atto si può decidere cosa fare, chiaramente, per salvaguardarli in un momento così delicato. Angelo. Bene, grazie Marco, ci fermiamo, torniamo da te chiaramente per eventuali aggiornamenti fra non molto. Adesso breve sosta e poi il primo ospite della mattinata. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e ringraziamo per essere con noi questa mattina la dottoressa Letizia Musumeci, buongiorno. Buongiorno. Della clinica dermatologica del Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Stamattina parliamo di un open day particolare che è quello dedicato alla psoriasi. Non è la prima volta, devo dire, che si fa un open day su questo tema. È una patologia, la psoriasi, che non riguarda soltanto quello che è l'aspetto, diciamo, fisico, il problema della pelle, ma ci sono anche altre diciamo, implicazioni. Sì. Buongiorno a tutti, oggi appunto parliamo di psoriasi, che è una patologia cronica infiammatoria che colpisce una gran parte della popolazione, circa il 2-3%, addirittura anche riportato un'incidenza del 4%. Consideriamo che in Sicilia circa 150.000 persone sono affette da psoriasi. Come diceva lei, la psoriasi colpisce sì la pelle ed è caratterizzata da manifestazioni arrossate, eritemato-desquamative noi le definiamo, quindi queste chiazze rosse desquamanti localizzate prevalentemente su gomiti, ginocchia, cuoio capelluto, ma anche sedi sensibili come il viso o le mani. E la psoriasi colpisce notevolmente anche, diciamo, la sfera emotiva del paziente, può avere implicazioni anche da un punto di vista lavorativo, funzionale, e impatta notevolmente sulla qualità di vita. Un tempo la psoriasi era definita una patologia esclusivamente della pelle, oggi sappiamo che è una patologia multisistemica, quindi è una patologia che si può associare ad altre comorbidità cardiovascolari, metaboliche, psichiatriche, per cui la gestione della psoriasi deve essere multidisciplinare. In questo contesto il ruolo del dermatologo è fondamentale nel individuare precocemente le eventuali patologie o comorbidità associate. E allora io le chiedo, intanto diamo l'appuntamento dell'Open Day, diamo le esatte coordinate per questo Open Day. Sì. Giorno 11 al Policlinico di Catania, presso la dermatologia, al padiglione 4, saranno aperti degli ambulatori per effettuare delle consulenze gratuite, quindi delle visite gratuite alle donne, perché questa iniziativa nasce ad opera di Onda, che è questo osservatorio nazionale per la cura delle donne di genere, proprio per indirizzare le donne verso quello che è il percorso diagnostico-terapeutico specifico. Sappiamo che la donna durante la sua vita trascorre dei periodi particolari, mi riferisco all'età pediatrica, all'adolescenza, alla menopausa, alla gravidanza, per cui un approccio mirato, un approccio personalizzato, diciamo che è quello ideale per i pazienti. Giorno 11 appunto avremo queste giornate, nel pomeriggio dalle 2:30 alle 17 faremo queste visite gratuite ed è possibile prenotarsi dal lunedì al venerdì dalle 12
oggi alle 13 al numero di telefono telefonando al 378 1392. Ci sarà una persona che appunto sulla base delle caratteristiche dei pazienti effettuerà la prenotazione. Quello che le chiedo io è, ci sono dei segnali, dei campanelli d'allarme per cui dice questo da attenzionare, allora magari forse è meglio andare da uno specialista? Allora, sicuramente come dicevamo le manifestazioni della pelle, quindi quelle che vi ho prima rappresentato, la sede delle manifestazioni può essere un campanello d'allarme. Quello che non ho detto prima è che a volte la psoriasi si può associare all'artrite psoriasica, per cui dei dolori particolari, una rigidità mattutina, possono essere dei campanelli d'allarme che il paziente deve attenzionare. E in tal senso diciamo che è fondamentale anche il ruolo del medico di medicina generale o del pediatra, che deve adeguatamente indirizzare i pazienti verso le strutture, quindi verso i centri di riferimento della psoriasi, quale il nostro, dove appunto il paziente può essere accolto ed indirizzato al percorso terapeutico ottimale. Una diagnosi precoce in qualche modo può La aiutare? diagnosi precoce è fondamentale, diciamo che nella psoriasi non è difficilissima quando è coinvolta la cute, ma una valutazione globale del paziente è fondamentale, proprio per andare ad individuare quelle che sono le comorbidità associate che vanno oltre la pelle. Cause scatenanti della psoriasi e in questo momento le cure, come possono intervenire? Allora, io dico sempre ai pazienti che con la psoriasi ci si nasce, poi ci sono fattori vari che la possono scatenare, che possono essere stress, infezioni, ma non è sempre facile individuare un evento appunto scatenante o aggravante la patologia. A volte possono essere dei farmaci o terapie incongrue o l'autogestione del paziente, questo porta spesso ad un peggioramento della patologia. Oggi diciamo che da un punto di vista terapeutico abbiamo fatto tantissimi passi avanti, oltre le terapie tradizionali che comunque rappresentano sempre un capisaldo nella gestione dei pazienti o la fototerapia, abbiamo a disposizione farmaci biologici, small molecules. Sono farmaci che possono essere effettuati sia sotto cute che per bocca, farmaci che hanno diverse tempi di somministrazione, addirittura ce n'è alcuni che si fanno ogni 3 mesi e rappresentano delle terapie mirate che vanno a colpire specifiche citochine che sono poi i fattori che scatenano la psoriasi, quindi quei fattori infiammatori alla base del processo patogenetico. Diciamo non c'è una cura definitiva, ma c'è la possibilità di curare oggi e tenerla sotto controllo. Certo, tenere sotto controllo ed evitare quelle che poi sono le complicanze correlate alla psoriasi. Quindi curare precocemente, curare bene, curare in maniera mirata significa anche prevenire quelle che sono le complicanze e le comorbidità. Allora, dottoressa, ricordiamo l'appuntamento dell'Open Day dedicato proprio alla psoriasi. Sì, quindi giorno 11 marzo nel pomeriggio dalle 14:30 alle 17 presso la clinica dermatologica del Policlinico di Catania in via Santa Sofia. Vi ricordo che è necessaria la prenotazione per effettuare le visite. Posso dare un numero di telefono, spero sia quello corretto, sì. 095 3781 392 per poter prenotare, magari avere un confronto con la persona che è al telefono e vedere se è necessario fare questa visita oppure no e se è il caso magari presentarsi alla Ricordo che in questa occasione comunque le visite andranno alle donne, quindi che in questo caso, in questo contesto alle donne. Benissimo, grazie alla dottoressa Letizia Musumeci della clinica dermatologica del Policlinico Rodorico San Marco di Catania. Breve sosta, ci sono le previsioni meteo e poi vedo già collegata la nostra Simona Mazzone, si è lì con il direttore credo dell'INGV di Catania e andremo da loro per avere qualche notizia in più sulla scossa di terremoto di questa mattina delle 7:05. A fra pochissimo. Ben ritrovati questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di mercoledì 4 marzo. Sulla nostra penisola la struttura anticiclonica regge permettendo stabilità e spazi soleggiati ampi, tuttavia non ovunque. Diamo uno sguardo più in dettaglio a cosa ci attenderà sulla Sicilia. Una situazione meteo buona e tranquilla, il tempo sarà asciutto ed assolato, fatta eccezione per un po' di nubi a inizio giornata sull'area tirrenica, sull'area ionica, ma in graduale diradamento col passare delle ore. Soffierà un po' di vento sulla costa meridionale, localmente sul canale di Sicilia. Il
il moto ondoso sarà in conseguente aumento, poche le variazioni termiche. Un piccolo sguardo e anticipo alla giornata di giovedì, la situazione meteo non cambia, il sole resterà prevalente sull'isola, non mancheranno nubi di passaggio, localmente potranno offuscare il cielo ma non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Soffierà ancora un po' di vento, le temperature diurne resteranno comprese fra i 15 e i 20 gradi nelle diverse zone. Per ulteriori dettagli vi rimando all'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo. Allora, di nuovo in diretta, buongiorno Sicilia, come anticipato andiamo adesso con Simona Mazzona all'INGV di Catania. Buongiorno Simona. Buongiorno, mi trovo nella sala operativa dell'INGV di Catania con il direttore Salvo Gambino. Buongiorno. Buongiorno. Stamattina, come hai detto prima, un terremoto alle 7.05 ha svegliato la popolazione. Possiamo confermare le prime notizie che sono state diffuse proprio dall'istituto, un terremoto di magnitudo 4.5. Nel frattempo, ecco, in questo momento, mentre vi parliamo, è scattato l'allarme. Allora, cominciamo da qui. Sì, infatti. Cominciamo da qui. Allora, sostanzialmente abbiamo avuto questo terremoto alle 7.05 di stamattina, 4.5, localizzato a 3 km a nord-ovest di Ragalna, ad una profondità di 4 km. A questo terremoto sono seguiti un'altra serie di piccole scosse, una subito di 2,7, ma adesso attualmente sono tutte queste scosse che magari vedete qui, sostanzialmente sono molto piccole, quindi sono 6, 7, 8, adesso ne è arrivata un'altra, ma veramente piccola. Quindi, diciamo, quest'ultima che magnitudo? No, ma queste sono scosse intorno a magnitudo 1, quindi sono molto piccole, di assestamento, che sono, diciamo, normali appunto dopo un evento così forte, e quindi questo. La scossa più forte è stata quindi quella delle 7.05 di questa mattina, o ci dobbiamo aspettare dell'altro? Chiaramente diciamo, in genere non ci sono, diciamo, è una sequenza che in genere sostanzialmente non dovrebbe portare, però chiaramente aspettiamo, diciamo, che ci possa, diciamo, nelle prossime ore che si calmi un po', diciamo, la situazione, ecco. Avete avuto segnalazioni di danni dal punto di vista del territorio proprio? Diciamo, abbiamo avuto tantissime, diciamo, segnalazioni noi, ma non di danni, non direttamente. Non so, adesso, diciamo, il Comune so che ha chiuso le scuole, quindi sta facendo tutte delle operazioni di verifica, quindi diciamo, noi non sappiamo appunto sostanzialmente, diciamo, che danni ci siano. Ecco, noi ci stiamo occupando un po' di questa attività che comunque è legata chiaramente all'Etna, quindi diciamo, è una risposta un po' delle strutture che ci sono nel fianco occidentale a delle spinte del magma in risalita, diciamo, questo, diciamo, possiamo dirlo, ecco. L'Etna in questo periodo si è fatta sentire, questa scossa magari ha destato un po' l'attenzione, ma ce ne sono state in questi giorni anche altre? L'attività non è stata molto alta in questo periodo, diciamo, abbiamo avuto una sismicità non molto alta, quindi la struttura è stata, diciamo, abbastanza, diciamo, non molto elevata. Comunque adesso chiaramente questo evento ci mette, diciamo, un po' più, diciamo, in una soglia di attenzione verso l'attività che sta avvenendo sull'Etna, che avverrà più avanti, ecco, sicuramente. Voi dite sempre che le scosse non si possono prevenire, è così? Oppure un occhio più attento magari può anche immaginare che ci possa essere un'attività? Beh, attualmente sostanzialmente non ci sono i mezzi per prevenire, lo sappiamo, diciamo, le scosse sismiche, quindi diciamo che queste sono più legate all'attività dell'Etna, quindi un po' chiaramente sono il riflesso di quello che avviene un po' nel sistema di alimentazione giù, diciamo, del vulcano, quindi diciamo, le correliamo a questo, ecco, sicuramente. Al momento possiamo tranquillizzare quindi la popolazione? Diciamo che in questo momento la situazione sembra in rientro, però chiaramente non possiamo escludere che ci possa essere qualche altra scossa più avanti, ecco, questo non lo possiamo escludere. Sì. Angelo, se ci sono delle domande da studio o degli approfondimenti su questo terremoto, oppure vi restituisco la linea? Sì, volevo chiedere al direttore Gambino se hanno segnali, credo mi sente in questo momento, se hanno segnali di un aumento del tremore vulcanico. Allora, attualmente il tremore, diciamo, è sostanzialmente, se venite, lo possiamo anche far vedere. Ci avviciniamo con la telecamera, ecco. Quindi come potete vedere qui su questo segnale, come vedete il tremore sostanzialmente non ha avuto grosse variazioni, vedete una leggera
leggera risalita, ma sostanzialmente se vedete tutto il segnale non ci sono, diciamo, grosse variazioni allo stato attuale. Beh, grazie allora per questa, anche per questa precisazione. Quello che a noi stamattina a noi importava è tranquillizzare un po' chi ci sta ascoltando. Abbiamo detto che c'è stato un episodio sì forte, una scossa forte, delle repliche, scosse diciamo di assestamento, chiamate così in maniera, non so se tecnicamente le possiamo definire così, ma adesso la situazione sta rientrando. L'aftershock, sì, diciamo. Sì, sembrerebbe di sì, certo, però appunto stiamo qui a monitorare, a guardare quello che potrà succedere. Ecco. Benissimo, grazie allora al direttore dell'INGV di Catania, grazie a voi. Gambino, con la nostra Simona Mazzone. Noi ci fermiamo e fra pochissimo avremo ancora un altro ospite in studio e andiamo a fare una breve sosta. Allora, altro ospite, come vedete una mattinata piuttosto diciamo frenetica qui a Buongiorno Sicilia, come sempre. Buongiorno alla dottoressa Maria Pia Castiglione, buongiorno. Buongiorno a voi. Vi ha eletta da poco, segretaria diciamo della UIL, segretaria provinciale UIL, la categoria dei pensionati. La prima domanda che le faccio è: ma come stanno i pensionati? In Italia sì, ma in Sicilia e a Catania in particolare. Buongiorno, grazie alla redazione per avermi dato questa possibilità di un confronto ma anche di testimonianza. I nostri pensionati non stanno tanto bene. Stanno bene i pensionati che hanno ancora vicini i figli, i nipoti, ma i pensionati che non hanno vicini o vicino la famiglia ovviamente hanno qualche difficoltà. Oltre il supporto della sanità, all'interno della Sicilia, ovviamente sappiamo per tutta la popolazione, c'è qualche difficoltà anche ad avere i servizi essenziali immediati, le prenotazioni delle visite. Ovviamente cosa succede? Che se un anziano è da solo e deve prenotare una visita, i medici di famiglia eccetera non hanno la possibilità di dare un supporto ad ogni anziano, anche perché ricordiamo che anche nella nostra Sicilia e a Catania gli anziani come numero sono il doppio dei nostri quindicenni, quindi la nostra popolazione sta invecchiando e invecchiando i servizi si devono dirigere verso questa popolazione che cresce. Allora c'è una proposta di legge che riguarda proprio il servizio civile della terza età. Perché il servizio civile? Il nostro segretario nazionale della UIL Pensionati, Carmelo Barbagallo, ha deciso di cominciare un percorso già da qualche anno, perché l'anziano che resta a casa solo non fa un invecchiamento attivo, non ha un ruolo attivo, o perlomeno potrebbe averlo ma non lo riceve. E quindi automaticamente si isola. Isolandosi dà un contributo economico alla società, continua a pagare le tasse, aiuta la famiglia e i nipoti con i propri soldini della pensione, però si sente solo. Potendo col servizio civile entrare negli ambiti sociali della nostra città, della nostra Italia, per esempio la scuola, per esempio l'ambiente, per esempio l'ecologia, affiancarsi ai giovani che fanno servizio civile. Noi oggi conosciamo il servizio civile dei giovani, che è un supporto alla nostra società. Un anziano vigile, per esempio, che va vicino alla scuola, all'uscita e all'entrata e supporta la polizia municipale, riuscirà ad essere da supporto all'intera popolazione. In qualche modo la valorizzazione del suo essere, di questa fascia importante della nostra società, ma poi anche delle singole persone che magari in qualche modo, anziché sentirsi, fra virgolette, passatemi questo termine, inutile, ritrova la vita attiva. L'idea è proprio questa, passare da un peso per la società, perché oggi l'anziano viene visto per la società un peso. Cosa facciamo? Ha delle spese, ma non vediamo le risorse dell'anziano. Le risorse dell'anziano che sta bene, che vuole dare una qualità di vita migliore anche alla propria città, viene qualificato nel servizio civile. Abbiamo fatto tanti esempi, però ovviamente ogni città potrebbe creare in sinergia col territorio un piano per gli anziani. Chiudono tanti centri ricreativi, aggregativi, quindi il servizio civile per gli anziani potrebbe supportare questo ruolo dell'anziano nuovo nella società. Anche perché diciamo, i centri ricreativi
sono sempre passivi. Ok. C'è un'attività passiva all'interno di questi... Di socializzazione minima. Socializzazione minima, proprio, minima. o si passa il tempo a chiacchierare, o si gioca a carte, oppure un altro gioco, diciamo, di società, però alla fine viene sempre in qualche modo l'anziano ricondotto a quell'ambito molto ristretto, non ha un'attività per cui si può confrontare, si può mettere, diciamo... C'è un doppio fine del servizio civile. Se da una parte si attiva la voglia di continuare a vivere, di alzarsi la mattina per avere un ruolo nella società, dall'altra parte, come sappiamo per il servizio civile dei giovani, c'è un piccolo riconoscimento economico. Quel piccolo riconoscimento economico che potrebbe ritagliarsi l'anziano servirebbe a coprire quelle spese, anche purtroppo sanitarie, che servono per scegliere evidentemente di curarsi, perché il risvolto di tanti problemi degli anziani è legato anche a ho questo budget, o mi curo o mangio, o aiuto mio nipote oppure vado a fare altro, per cui veramente c'è una scelta drastica nella vita degli anziani. Anche questo piccolo budget del servizio civile aiuterebbe a farli sentire vivi, ma soprattutto a farli vivere, perché anche quello aiuterebbe le pensioni minime. Per tutto questo serve comunque del personale specializzato. Il personale specializzato sarà veramente proveniente dal terzo settore. Abbiamo un terzo settore nella nostra città, ma anche nella Sicilia, che supporta le istituzioni sociali. E il terzo settore, anche le organizzazioni sindacali da questo punto di vista si affiancano. Noi abbiamo all'interno della UIL Pensionati 2 associazioni di terzo settore, la DACON e la DODV. Attraverso il terzo settore educatori, psicologi, medici potrebbero supportare, ma anche i volontari giovani, perché no? Vedere volontari giovani che aiutano l'anziano a dirigersi, a accompagnarlo vicino alla scuola per fare il suo servizio di vigile, di supporto, oppure curiamo la natura all'interno delle nostre aiuole della città. L'anziano ha delle conoscenze, ricordiamoci che l'anziano proviene da un'esperienza lavorativa settoriale, quindi la UIL Pensionati racchiude quelle che sono tutte le categorie da un'esperienza lavorativa settoriale che può mettere a disposizione con i propri tempi, come diceva lei, giustamente con un supporto sociale, psicologico, medico, che vada ad accompagnare l'anziano in queste attività che devono essere semplici ma di impatto sociale. Prima di chiudere vorrei tornare su una parte del suo intervento nel giorno della sua, diciamo, elezione. 0 morti sul lavoro è un hashtag che lei ha lanciato, ma che comunque appartiene alla UIL, appartiene comunque certo a tutta la società civile che non vuole assolutamente questa continua strage. Qualche giorno fa ci sono stati 2 decessi in poche ore nella nostra regione. L'abbiamo voluto ribadire nel nostro congresso perché è da qualche anno che la UIL nazionale con Pierpaolo Bombardieri ha sollevato la problematica, ma non perché ovviamente è da qualche anno che se ne parli, il problema è stato risolto, anzi nella nostra Catania aumenta, a tal punto che la nostra segretaria generale provinciale della UIL, Enza Meli, ha dovuto fare un intervento molto forte per dire guardate che si continua a morire, e Catania risulta nell'apice proprio di queste morti. Perché la UIL Pensionati vuole supportare questa campagna? Perché il pensionato che è fuori dall'ambito lavorativo riesce a supportare le categorie nelle loro lotte. Dice non è più attivo, no, anche questo è invecchiamento attivo. Io coinvolgo l'anziano in queste lotte che sono sociali. 0 morti sul lavoro significa che noi auspichiamo che ogni sera ogni padre di famiglia, ogni madre di famiglia torni a casa viva, possa col proprio lavoro continuare a supportare la famiglia, perché quando in una famiglia monoreddito improvvisamente non torna né il padre né la madre né chi porta il reddito, la famiglia ha indubbiamente un problema, quindi non muore solo il lavoratore, muore la famiglia. Grazie a Maria Grazie Pia a voi. Castiglione, segretaria della UIL Pensionati di Catania, grazie per la sua presenza. Ci dobbiamo fermare, ma per pochissimo. No, non ci fermiamo adesso, perché vedo già collegato da Messina il nostro Francesco Triolo, e poi andremo anche da Marco Amato, che vedo già collegato con noi. Un po' di pazienza, intanto andiamo a Messina. Buongiorno Francesco, buongiorno. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Con me il professore Tommaso Aversa
reparto di pediatria del Policlinico di Messina, perché oggi è l'Obesity Day, un fenomeno parecchio diffuso che è anche a rischio, possiamo dire, e oggi siamo fuori da un istituto superiore perché il professor Aversa sta venendo qui proprio per una campagna di sensibilizzazione su questo fenomeno che ne parlavamo poco fa in fuori onda. È un fenomeno che sta coinvolgendo tanti giovani e del quale probabilmente non c'è percezione, professore. Buongiorno a tutti, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, siamo qui fuori da un istituto di Messina fondamentalmente per una campagna di prevenzione in occasione del World Obesity Day. Di fatto oggi, che è 4 marzo, come ogni anno si pone all'attenzione di tutte le popolazioni mondiali il fenomeno dell'obesità, che non è un fenomeno confinato solo alla popolazione adulta, ma è, come gran parte delle condizioni patologiche, parte già dall'età pediatrica. Bisogna fare attenzione a cosa? Da che cosa è dovuto questo fenomeno? Diciamo che nella maggior parte dei casi il fenomeno dell'obesità, anche dell'obesità infantile, noi abbiamo numeri che sono sempre in crescendo, è fondamentalmente legato a più fattori. Senza dubbio c'è una predisposizione, possiamo dire, genetica, ma c'è anche da un punto di vista, diciamo così, degli stili di vita, qualcosa che si può aggiustare fondamentalmente. Quindi le nostre campagne di prevenzione, noi crediamo fortissimamente nella prevenzione, già nella prevenzione fin dall'epoca anche prenatale. Di fatto possiamo dare una statistica, un dato di quanto è diffuso? Diciamo che si sa che già al di sotto dei 7-8 anni, quindi parliamo di una fascia di età scolare, già in Italia ci sono un bambino su 3 almeno che è in sovrappeso o già francamente obeso. Questo di fatto è un po' più accentuato nelle nostre latitudini rispetto alle regioni per esempio del nord Italia, ed è un fenomeno che è sempre più in crescendo, quindi noi vediamo quotidianamente che peso può avere poi nella società e qual è il consiglio che si può dare? È ovvio che le complicanze legate all'obesità, che ricordiamo dal Parlamento è stata riconosciuta per legge italiana, l'Italia è il primo paese al mondo che ha riconosciuto l'obesità una malattia cronica. Di fatto l'impatto sulla salute è un impatto molto importante in termini di complicanze e soprattutto complicanze metaboliche, quindi il rischio per esempio del diabete già in età giovane adulta, quindi noi vediamo già adolescenti che slatentizzano in età pediatrica un diabete. Si mangia, non vogliamo criminalizzare, ma si mangia troppo fast food? Si mangia in maniera non corretta nel quotidiano, poi è chiaro che lo stile di vita può incidere. Noi non poniamo grandi restrizioni, però è chiaro che ci sono dei cibi che sono più corretti, ci sono dei cibi che sono diciamo meno salutari, così come pure ci sono tanti altri aspetti che oggi verranno toccati, l'utilizzo dei digital media, il fatto che comunque l'attività fisica è non sufficiente, quindi sono tutti degli aspetti. Se ci inquadrano Gagliano a occhio, Gagliano è a rischio oppure no? Ma questo non dobbiamo considerare questi aspetti, anche perché noi non dobbiamo, e questo è un altro aspetto che ci tengo moltissimo a sottolineare, non dobbiamo stigmatizzare, perché anche quello è un problema serissimo, soprattutto in età adolescenziale, i ragazzi che hanno un eccesso di peso. Non è colpa loro, è colpa di alcune abitudini, noi dobbiamo stimolarli a correggerli, ma senza giudicarli e senza soprattutto colpevolizzarli. Professore, chiedo scusa Francesco, sì. Anche quanto è importante però quello che oggi è andato a fare in questa scuola o comunque anche nelle altre scuole, nel senso il messaggio, questa sinergia tra
la sanità e l'istituzione scolastica, quanto è importante per le generazioni future, cominciando dai più piccoli fino ai più grandi? È fondamentale. Oggi ci troviamo in un istituto superiore, lo scorso anno eravamo in un istituto di scuola elementare e noi siamo andati anche a fare campagne di prevenzione con prevalentemente ovviamente i genitori anche alle scuole materne, perché cambiare la cultura è un qualcosa che non prevede un cambiamento rapido e repentino, ma è un cambio di mentalità, un cambio di passo. Il problema è la percezione. La percezione dei bambini e gli adolescenti e spesso anche gli adulti fanno una colazione inadeguata, fanno una colazione male, fanno delle merende eccessive, non fanno attività fisica, ma pensano di mangiare correttamente, di muoversi a sufficienza. Quindi fondamentalmente è un lavoro costante che non deve farci stancare e noi siamo entusiasti di farlo. Questo è importantissimo, il fatto che ci sia entusiasmo, che si possa trasmettere alle nuove generazioni delle regole di comportamento anche solamente alimentari è fondamentale e importante. Ma prima di chiudere, abbiamo appena un minuto e mezzo al massimo, a grandi linee che cosa ci può dire a proposito del movimento e a proposito, diciamo, di una corretta alimentazione a partire dall'età, diciamo, dai più piccoli, proprio dai bimbi delle scuole elementari? Allora, per quel che riguarda il movimento, è chiaro che a ogni età si può e si deve fare attività fisica in maniera proporzionata alle capacità, quindi è chiaro che per quel che riguarda i bambini piccoli, già i bambini piccoli devono essere abituati ad apprendere quelli che vengono chiamati schemi motori, il saltare, il rotolare. È raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che i bambini in età scolare e gli adolescenti facciano almeno un'ora al giorno, tutti i giorni della settimana, di attività fisica di grado moderato intenso, il che significa che non bastano le 2 ore alla settimana di un'attività, quindi bisogna entrare in questo mondo. Noi siamo piuttosto abituati a vedere bambini che invece tengono un telefonino, un tablet e che passano molto tempo davanti per esempio a questo. Per quel che riguarda invece l'alimentazione, corretta prevede una ripartizione durante tutte le ore, invece si tende più a concentrare in pochi pasti, si fanno delle merende abbondanti con dei cibi, spesso che sono anche dei cibi che noi definiamo ultraprocessati, quindi iperlavorati, quindi il consiglio è quello di andare più verso dei cibi sani e che prevedano l'utilizzo sin dai primissimi dal primo anno di vita già di frutta e verdure. I bambini si abituano a determinati gusti nei primi anni, quindi se poi passa quella finestra il rischio di avere un'alimentazione più selettiva e orientata verso magari alimenti ipercalorici è piuttosto alto e poi bisogna correggere il tiro. Grazie allora per essere stato con noi al professore Tommaso Avessa, grazie anche al nostro Francesco Triolo. Grazie a voi. A Messina, una buona giornata. Devo darvi un aggiornamento in questo momento dalle agenzie proprio sul terremoto di questa mattina in provincia di Catania. Parla il sindaco di Ragalna, paese dell'Etna, dove è stato registrato l'epicentro del terremoto che ha avuto una magnitudo, lo ricordiamo, 4.5. Ci sono danni, dice, ad abitazioni e a strutture pubbliche e sono in corso accertamenti e verifiche da parte dei vigili del fuoco e anche dei tecnici comunali. Queste sono le sue parole, e sottolineando poi, ancora lo ricorda, avere chiuso le scuole, che non risultano danni alle persone. Il Comune ha attivato comunque il centro di coordinamento comunale. Aggiornamenti chiaramente su questo episodio di terremoto ancora dentro la nostra trasmissione del mattino, ma anche nei nostri telegiornali nel corso della giornata. È il momento adesso di scrutare le stelle, voltiamo ancora pagina, siamo adesso pronti per sentire il nostro Marco Amato e andiamo proprio da lui. Buongiorno e ben trovato a Marco Amato. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia e buongiorno Catania, forza.
Allora, Marco, stamattina... Come state? Tutto bene? Noi stiamo bene, però ti posso dire che stamattina eravamo già al lavoro, abbiamo avvertito una bella scossa già di buona mattina. Però siamo qui per informare, per raccontare alle persone, come abbiamo visto fino a poco fa, fino a pochissimi momenti addietro, quello che avviene, quello che sta avvenendo. Ci siamo collegati con l'INGV, abbiamo dato le prime notizie, i primi aggiornamenti e continuiamo a farlo per tutta la giornata. Io ho seguito. Allora Marco, stamattina continuiamo noi la nostra discussione su Sanremo, sul post Sanremo in qualche modo, no? Esatto, sì, proprio perché dopo la settimana santa gli strascichi e i fenomeni sono tanti, e uno che mi è piaciuto molto osservare è il connubio tra LDA e H7. Al secolo sono Luca D'Alessio e H7 è lo pseudonimo di Luca Marzano, rispettivamente sono un Ariete e uno Scorpione, due segni di Marte. Marte nello zodiaco rappresenta l'azione, oltre che i muscoli, il sangue, la forza e la capacità attiva di agire. Ed ecco spiegato il perché questo connubio è un risultato assolutamente vincente, ma non solo. Poesie clandestine è stato il loro pezzo che ha assolutamente straiato un po' tutti quanti, addirittura è disco di platino, ma a 4 mani adesso pare nasca l'intero album, per cui un grande in bocca al lupo a entrambi questi ragazzi che con il valore nello zodiacale marziano riescono ad esprimere proprio quello che il fuoco della passione vuole trasmettere. Segno di Marte Ariete, segno di Marte Scorpione anche, ma sicuramente è lo stesso rapporto che c'è tra Toro e Bilancia, lo stesso pianeta, Venere in entrambi i casi, ma che si esprime in due maniere diverse. Nel caso che stiamo trattando, Ariete Scorpione, c'è la dolcezza nella forza. E anche per citare Ornella Vanoni, un sorriso dentro il pianto. Allora, situazione astrologica di oggi è proprio Urano elettrico e Ballino e a turbini e tempeste ancora una volta. La Luna tra l'altro in Vergine e gli dà manforte, per cui cosa accade nello zodiaco Ariete? Per voi oggi è una giornata un po' particolare, una giornata in cui cambierete totalmente il registro come da programma e farete tutt'altro, quindi degli imprevisti che vi mettono nelle condizioni di essere un pochino più mutevoli. Toro, per voi invece questa configurazione astrale è abbastanza paciosa, vedete degli accadimenti intorno a voi, tutto si muove, ma vi lascia nella vostra bolla di sicurezza, tanto più che aspettate delle risposte importanti che arrivano festose proprio a voi in questi giorni. Gemelli, è una luna molto particolare quella di oggi, per cui attenzione a come vi muovete, proprio perché Urano, che proprio alle vostre spalle, dietro di voi, potrebbe crearvi qualche imprevisto che proprio non pensavate possibile, quindi non date tutto per scontato. Cancro, la luna, il vostro timone oggi è decisamente molto elettrico e in più si oppone a Mercurio. Oggi potreste non trovare le parole o potreste avere una sindrome protettiva un po' eccessiva. Leone, cambio di programma anche per voi, i segni di fuoco sono quelli che subiscono di più questi cambiamenti uraniani, per cui è un cambio di prospettiva, magari sostituirete qualcosa o qualcuno in ambito lavorativo, un cambio importante. Vergine, la luna oggi è protagonista nei vostri gradi, è una luna di svolta, è una luna che vi sta dicendo che nonostante tutto avete superato un momento molto complesso, grazie alla vostra capacità organizzativa e all'amore che avete intorno. Bilancia, pianeti un po' distanti per voi, ma che vi avvantaggiano. Del resto Urano è un pianeta d'aria, per cui per voi ci sono quegli switch favorevoli che finalmente vi fanno acquisire terreno. Non chiedetevi il perché di alcune sparizioni, perché presto avrete le vostre risposte. Scorpione, oggi è una giornata che vede Urano proprio arrabbiato nei vostri confronti, proprio perché vuole costringervi
aiutarvi a muovere qualcosa. Sembrate all'inizio riluttanti, ma poi troverete che sarà positivo. Sagittario, per voi oggi la Luna e i pianeti non sono particolarmente favorevoli. Potreste sentire un bisogno un pochettino più protettivo di esserci, di agire, di fare, anche se non avete ancora idea di come muovervi. Vi consiglierà però il partner. Capricorno, per voi oggi è una giornata un po' complessa. Si devono tenere bene le redini di una situazione che sembra un po' instabile, ma col vostro savoir-faire riuscirete a contenere tutto. Acquario, sorprendenti come siete che oggi sia il trionfo del vostro pianeta Urano, ben contenti assolutamente. Oggi la vostra originalità vi premia e una sorpresa in amore vi allieta. Pesci, Luna in opposizione oggi, quindi oggi non sapete proprio a chi dare retta prima, con la confusione peraltro uraniana, ma riuscirete a essere accoglienti e attenti proprio con tutti. E detto questo, auguro a tutto una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci ritroviamo domani con Buongiorno Sicilia. Adesso torniamo da Marco Carli, perché ci sono degli aggiornamenti, Marco? No, vi faccio vedere. Sicuramente gli aggiornamenti li abbiamo avuti anche in diretta durante la nostra trasmissione, ma io vi faccio vedere l'app Sicilia Web, scaricabile, lo sapete, sui vostri dispositivi, con le notizie che trovate appunto all'interno. Si parte chiaramente con il terremoto che ha svegliato tutta Catania alle 7:05, l'epicentro appunto a nord di Ragalna. Niente lezioni in città e in altri comuni, come abbiamo sentito, come vi abbiamo aggiornato durante tutta la nostra trasmissione. Ovviamente sull'app trovate tutte le notizie del giorno, non solo, tutto ciò che trovate sul nostro sito siciliaweb.it direttamente sul vostro cellulare. Ovviamente attivate tutte le notifiche per avere le informazioni in tempo reale. Una notizia invece che ti do, Angelo, che è legata al calcio, sì, perché si è diffusa nella tarda serata, diciamo, di ieri, nella serata di ieri, la notizia legata ai tifosi del Catania che potrebbero avere vietata la trasferta rispetto alla partita di Benevento, che ricordiamo Telecolor trasmetterà in diretta domani. La notizia definitiva, diciamo, è attesa per la mattinata di oggi, perché si attende una comunicazione, un provvedimento d'urgenza da parte del prefetto di Benevento, che dovrebbe o chiudere il settore ospiti oppure disporre il divieto. Esatto, disporre il divieto di trasferta per i residenti in Sicilia. A quel punto chiaramente la tifoseria del Catania sarebbe dimezzata praticamente, oppure inesistente a Benevento. Il motivo di tutto questo è dovuto a un'attività interforze della Digos, sia di Catania ma anche di Salerno e di Cosenza, perché in contemporanea si sposteranno nella serata e nella giornata di domani, si sposterebbero i tifosi del Cosenza, della Cavese e del Catania. Questo Marco, vorrei precisare anche che il divieto in questo caso, lo stop alla trasferta, non riguarderebbe soltanto il Catania, ma tutte le squadre che sono coinvolte, i tifosi che andrebbero in trasferta anche le altre squadre. Stavo arrivando proprio a questo, che il divieto di trasferta riguarderebbe tutte queste tre tifoserie che abbiamo citato, proprio perché dalle attività della Digos incrociate sarebbero emersi possibilità reali di scontri, ed è questo, ovviamente vi aggiorneremo nel corso dei nostri telegiornali della mattinata. Grazie a Marco Carli, noi ci fermiamo qui anche oggi per Buongiorno Sicilia, torna domani puntuale alle 8, all'augurio a tutti voi di una buona giornata.